Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Partiamo con la cronaca. L'intera comunità di Galzignano Terme si stringe attorno alla famiglia di Francesco Martina, storico vivaista di 86 anni, morto in un incendio in casa sua. Francesco Martina era un volto storico di Galzignano Terme e dei Colli Ugani, conosciuto per l'attività vivaistica di famiglia, specializzata nella produzione di barbatelle, olive e alberi da frutto. L'86enne è morto tragicamente nella sua abitazione di via Menegalli 1, dopo essere rimasto coinvolto in un incendio al piano terra della sua abitazione. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Galzignano e in particolare la frazione di Val San Zibio, dove la famiglia Martina è conosciuta da generazioni per il vivaio oggi portato avanti dai figli. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità, perché la famiglia Martini è molto conosciuta, oltretutto hanno un'impresa che è diventata storica per il comune di Galzignano Terme. A noi ci dispiace tantissimo, dispiace a tutta la nostra comunità, sono veramente casualità che capitano, sono proprio inneschi che capitano, un modo di dire, proprio tutto in contemporanea e che creano una tragedia. Sono molto vicino a tutta la famiglia e soprattutto ai figli. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe aperto lo sportello della stufa legna quando una scintilla lo avrebbe raggiunto accidentalmente. I figli Deborah, Moreno e Simone, che vivono nella stessa bifamiliare, si sono accorti subito di quanto stava accadendo e hanno tentato di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme, i carabinieri e il personale del SUEM 118, ma per l'86enne non c'era ormai più nulla da fare. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire con precisione le cause dell'incendio. Scontro frontale all'alba tra due automobili in via Valsugana a Thiene, all'altezza dell'incrocio con via San Paolo. 2 persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale dal SUEM del 118. Una delle 2 è rimasta incastrata all'interno del veicolo ed è stata estratta dai pompieri. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Schio e del distaccamento volontario di Thiene. Ha abusato per 5 anni della figlia della compagna, l'uomo di 52 anni, condannato con rito abbreviato dal Tribunale di Padova a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Era riuscita a denunciare il suo patrigno solo una volta diventata maggiorenne. La giovane donna, adesso 22enne, l'uomo 52 anni, è stato giudicato con il rito abbreviato e condannato dal Tribunale di Padova a una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. Una storia di abusi e violenze partita quando la ragazza aveva solo 13 anni, durata per 5 anni. L'uomo, nuovo compagno della madre, era andato a vivere con loro e aveva iniziato ad abusare di lei ricattandola in cambio di uscite con le amiche, arrivando a eccessi di gelosia all'arrivo di un fidanzato. Solo quando la ragazza è uscita di casa ha avuto il coraggio di denunciare l'uomo. Il tribunale le ha anche riconosciuto una provvisionale di 20.000 euro. Ha tentato di strangolare la moglie, ci siamo trasferiti a Mestre, ma lei è riuscita a chiedere aiuto. Ora è stato allontanato dalla casa familiare. Per l'uomo è stato anche disposto il braccialetto elettronico e il dovere di mantenere economicamente i 3 figli. Si è scagliato contro di lei, colpendola più volte dritto al volto per poi avvolgerle le mani attorno al collo nel tentativo di strangolarla. È stato il culmine dell'escalation di violenza che la donna, residente a Mestre, era costretta a subire da tempo. Una violenza fisica, psicologica ed economica, quella del marito nei confronti della giovane donna, incolpata anche del fatto che con 3 figli piccoli non riuscisse a provvedere da sola al loro mantenimento. L'ultima aggressione e il tentativo di strangolamento l'hanno spinta a chiedere aiuto a un'amica, la quale a sua volta ha allertato le forze dell'ordine e convinto la giovane a recarsi in commissariato. I poliziotti, verificata la presenza di evidenti segni di lesioni al volto e al collo, sono venuti a conoscenza che il marito già in passato, anche quando era incinta, avrebbe reiterato condotte violente e vessatorie nei suoi confronti. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il braccialetto elettronico. Il GIP ha inoltre disposto nei suoi confronti l'obbligo di versare alla moglie quanto necessario per il mantenimento dei 3 figli. E ora andiamo nel Bellunese per raccontarvi di un inseguimento da film tra sirene, posti di blocco e perfino colpi di pistola sparati in aria per tentare di fermarlo. Per oltre un'ora un uomo di 31 anni, cittadino ucraino, residente in Comelico, ha seminato il panico lungo le strade della Val Belluna dopo aver rubato un'auto a Ponte nelle Alpi. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani.
È stata una serata di paura, quella vissuta ieri sera tra Ponte nelle Alpi, Belluno e la Sinistra Piave, dove un inseguimento ad altissima velocità ha causato scene da Far West. Vai, io vieni su. Eccolo là. Tutto è cominciato nel pomeriggio quando un uomo di 31 anni, cittadino ucraino, regolare sul territorio nazionale, residente in Comelico e incensurato, ruba una Fiat Tipo a Ponte nelle Alpi. Il proprietario dà immediatamente l'allarme e scatta la caccia all'uomo. A intercettare l'auto rubata è il leggitarga installato a Lentiai. Da quel momento in questa zona convergono polizia e carabinieri che organizzano dei posti di blocco lungo la provinciale numero 1. Il fuggitivo non si ferma, anzi per la verità accelera. Le pattuglie si lanciano all'inseguimento dell'auto con sirene che risuonano per chilometri. Molti residenti escono di casa increduli. Ma che si schianta? È andato! Incredibile! Secondo le prime ricostruzioni, dopo Lentiai l'uomo forza un posto di blocco dei carabinieri e un militare spara 2 colpi in aria per farlo desistere fino a quando attorno alle 20:40, proprio in questo punto. Queste sono le curve di Bardies di Lentiai, sono curve strette e tortuose che sono state superate negli anni dalla realizzazione della variante alla provinciale numero 1 della Sinistra Piave. Il 31enne proprio in questo posto perde il controllo dell'auto che invade la corsia opposta e si va a schiantare contro la BMW guidata da un automobilista bellunese, sorpreso evidentemente che stava tornando a casa. L'impatto è stato molto violento, distrugge le parti anteriori di entrambe le vetture. Fortunatamente né il fuggitivo né tantomeno il conducente della BMW riportano gravi ferite. Subito dopo questo incidente il 31enne è stato circondato ed è stato arrestato dai carabinieri. Per il momento i reati a suo carico sono furto e resistenza a pubblico ufficiale, ma la sua posizione in questo momento è al vaglio degli investigatori. Ieri sera la provinciale numero 1 è rimasta chiusa proprio in questo tratto, mentre i vigili del fuoco e le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la strada e rimuovevano i mezzi incidentati. Grazie a Tiziana Bolognani per questo aggiornamento su quanto accaduto nel Bellunese. Noi invece ci spostiamo adesso sull'altopiano di Asiago, dove è per noi Vanessa Banzato, perché continuano gli avvistamenti di un giovane orso. La Regione ha invitato a segnalarli, ma noi ci racconta tutto e ci aggiorna proprio Vanessa, che vedo in compagnia di Roberto Rigoni Sterni, il sindaco di Asiago. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Come hai detto bene il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, perché proprio in altopiano è stato avvistato un giovane esemplare maschio di orso. Pare che arrivi dalla Folgaria, almeno questi sono i primi risultati di, tra l'altro, un'indagine che sta portando avanti la regione assieme alla polizia provinciale. Un giovane orso che si sarebbe spostato di decine di chilometri rispetto
chiamiamolo campo base, dove stava con la madre. È noto che i giovani orsi, proprio per crearsi questo cammino, percorso di indipendenza, si stacchino dalla madre e percorrono davvero tantissima strada, arrivino, come è successo in questo caso, anche sino all'altopiano. È stato avvistato in più occasioni, grazie anche all'utilizzo di una fototrappola. Si è visto che camminava, attraversava i boschi dell'altopiano. Dai primi rilevamenti sono stati anche studiati gli escrementi che sono stati rinvenuti lasciati dall'orso da parte della polizia provinciale, e pare almeno che al momento si nutra soltanto di vegetali. Non sono stati dichiarati attacchi ad apiari o ad allevamenti. Certo è che, sindaco, la mente non può non tornare a un altro orso che si aggirava in altopiano qualche tempo fa, il famoso orso Dino. Sì, quello è stato molto più problematico per noi perché aveva attaccato delle mandrie, gli apiari, era stato un orso impegnativo da gestire, tant'è vero che io all'epoca, ricordo, ero assessore al turismo, dovetti ricorrere ad una campagna stampa per poter tranquillizzare i turisti in vista della stagione estiva, mettendo in evidenza anche la tranquillità dell'orso, ricordo, placido, esemplare, animale del bosco, perché se non avvicinato dalle persone non è aggressivo l'orso per sua natura, e tende quindi a fuggire, tende a nascondersi. Ecco, questo pare che sia un orso molto più piccolo, un cucciolo di orso, poco più grande di un cucciolo. Lo stanno monitorando con le fototrappole, la polizia provinciale in coordinamento con la regione Veneto. Per noi è bello pensare che ci sia l'orso sull'altopiano, che ritorni periodicamente, perché dà il senso dell'integrità di un ecosistema che attrae ancora questi plantigradi che erano anticamente presenti sul nostro altopiano, sulle nostre montagne. L'orso però isolato tende a camminare, a spostarsi, perché vanno in cerca delle femmine, quindi è difficile pensare che questo orso rimanga qui se non arriverà anche a seguito una femmina, nel senso che questi orsi fanno anche migliaia di chilometri in poco tempo in cerca delle femmine quando sono in calore. Quindi è sicuramente una presenza inaspettata, ma che è anche giustificata dall'elevata mole di orsi che ci sono sia in Friuli che in Trentino, che hanno bisogno di spostarsi. L'orso è un animale abbastanza isolato che tende a cercare spazi grandi dove poter vivere anche da solo, quindi questa è la natura un po' particolare di questo animale. Con l'appello che è stato lanciato dalla regione attraverso anche l'assessore Bond è quello di segnalare alle persone eventuali avvistamenti dell'orso. Soprattutto vengono invitati i residenti, gli abitanti, a stare attenti anche quando si mette fuori l'immondizia, a non lasciare cibo, perché potrebbe attirare per quanto poco l'animale. Sì, è vero, anche se questo animale pare che si stia muovendo nelle zone alte della montagna, che si stia nutrendo con vegetali, per cui dalle analisi delle feci non hanno trovato animali, non hanno trovato la presenza di proteine, di carne. Sì. E questo è sintomo che l'animale è ancora giovane e non è aggressivo. Ecco, quindi molto probabilmente resterà nelle zone alte, però non è col radiocollare, quindi non sono in grado di monitorarlo se non con le fototrappole, almeno così mi pare di aver letto, e quindi speriamo che non diventi un problema, ma che sia comunque un simbolo per un territorio che sta facendo della sua integrità ambientale una importante bandiera anche da sviluppare, da utilizzare quindi in chiave turistica. Quindi noi col progetto Asiago Go Green stiamo proprio esaltando le specificità ambientali, il verde e tutto quello che è l'integrità del nostro territorio, anche in una chiave di attrazione turistica. In tutto questo vogliamo ricordare, non c'è da aver timore. No, perché al di là del fatto che è un cucciolo, quindi non è un grande orso come lo fu l'orso Dino, che era veramente un orso molto particolare e problematico, esatto, ma è un orso che si sta sviluppando, che sta crescendo e non sembra che sia un orso pericoloso. Poi questi orsi scappano solo a sentire il rumore degli animali, e soprattutto degli umani, ecco, più che degli animali. Ecco, dovesse fermarsi, allora si farà poi un sondaggio per trovare un nome a questo orso. Dovremmo far così allora, se dovessimo avvistarlo ancora, sindaco? Vedremo cosa succederà, perché io che all'epoca
all'epoca avevo studiato il movimento di questo orso dino, perché erano veramente molto preoccupati i nostri turisti, perché poi alcuni lo avevano addirittura incontrato nei sentieri, quindi era un orso molto molto, non dico spaventoso, ma che aveva allertato anche i turisti, tant'è vero che alcuni albergatori mi avevano chiamato per dire che c'erano state delle disdette da parte di persone che amavano fare l'escursionismo in montagne. Però ecco, questo non è proprio il caso, bisogna capire intanto se rimarrà sulle nostre montagne, per quanto tempo, viene monitorato ma non con radiocollare, per cui vedremo come si comporterà poi eventualmente, se sarà stanziale gli daremo anche un nome. Ecco, vedremo allora Filippo, ecco, quali saranno i movimenti di questo plantigrado, che è sempre tenuto sotto controllo, lo ha ribadito anche il sindaco poco fa, dalla polizia provinciale e dalla regione. Per il momento da Asiago, dall'altopiano è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e al sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, in collegamento in diretta con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. Sono ripartite oggi le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi alle Maldive. Nel frattempo a Padova rimane il dolore per la morte di Gianluca Benedetti, l'unico ritrovato dei sub. Noi ci colleghiamo in diretta proprio con Padova, dove c'è per noi Marta Zatta. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, la Farnesina ha annunciato che questa mattina sono riprese le ricerche da parte della Guardia Costiera dei 4 corpi dei sub rimasti intrappolati in fondo al mare alle Maldive. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dato disposizioni proprio alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi, ma di seguire anche psicologicamente le famiglie delle 5 vittime. Al momento sono 8 i sommozzatori impegnati nelle ricerche, 2 si sono già immersi questa mattina e ovviamente durante la giornata si alterneranno nelle ricerche, che si spera ovviamente abbiano un esito positivo. Noi in questo momento ci troviamo di fronte al negozio Issimo, un negozio molto conosciuto a Padova di noleggio di attrezzature subacquee, un negozio conosciuto insomma a Padova ma anche da Gianluca Benedetti, il 44enne padovano appunto rimasto disperso, l'unico corpo ritrovato alle Maldive. Noi abbiamo parlato con il proprietario Federico, che non ha voluto parlare ai microfoni, però ci ha raccontato insomma che gli legava insomma un legame professionale. Ha descritto Gianluca come una persona estremamente competente nel suo lavoro e anche proprio una bella persona a livello umano. Noi innanzitutto ci guardiamo la ricostruzione degli ultimi attimi di vita insomma dei 5 sommozzatori nel servizio di Valentina Visentin. Il primo corpo identificato alle Maldive della tragica immersione di subacquei italiani è quello del padovano Gianluca Benedetti. I corpi delle altre 4 vittime si ritiene possano essere nella stessa grotta dove è stato recuperato quello del 44enne padovano, istruttore di sub e capobarca della spedizione. L'operazione di ricerca dei sub italiani però è ad alto rischio, a confermarlo un comunicato della Forza di Difesa Nazionale delle Maldive. Le condizioni meteo sono avverse, le correnti sono forti e la grotta si estende a più di 60 metri di profondità. La Guardia Costiera maldiviana ha effettuato una prima immersione tra i sommozzatori, anche un esperto italiano, ma solo 2 segmenti della grotta sono stati ispezionati senza esito. La Procura di Roma intanto ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani nell'immersione nell'atollo di Vavu. Assieme al Gianluca Benedetti c'erano la biologa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, 31enne, ricercatrice torinese, e l'esperto subacqueo Federico Gualtieri. I magistrati romani attendono gli incartamenti che dovrebbero arrivare dalla sede diplomatica per affidare poi le deleghe alle forze dell'ordine. Secondo un testimone locale, che era a bordo della safari boat Duke of York, l'immersione doveva durare meno di un'ora. Il gruppo si è tuffato alle 11 e alle 12, non vedendoli riemergere, sono iniziate le ricerche con la barca. A bordo anche un altro professore trevigiano, per un periodo docente dell'Università di Padova, l'entomologo forense Stefano Vanin. Sta bene ma è psicologicamente provato, riferiscono dall'Università di Genova, dove è attualmente associato di zoologia. Era sulla nave per una missione di campionamento di alcuni particolari insetti di interesse forense. Doveva tornare in Italia domenica.
Nel frattempo il cordoglio per la morte del padovano Gianluca Benedetti è arrivata da parte del presidente della regione Alberto Stefani, che ha rivolto un pensiero d'affetto alla mamma del 44enne che lui conosceva indirettamente. Il mio cordoglio alla famiglia della vittima e anche ovviamente alle famiglie delle altre vittime che si sono verificate in questo triste episodio. So che si stanno accertando eventuali rischi e responsabilità del caso e spero che possano avere le informazioni adeguate nel più breve tempo possibile. L'ambasciata italiana a Colombo intanto sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani che erano a bordo della barca che ha partecipato alla spedizione delle Maldive insieme ai 5 connazionali deceduti. Ora appunto le ricerche proseguono, ma qui a Padova rimane il dolore, lo sgomento tra chi conosceva veramente Gianluca Benedetti, tra questi anche mamma Paola che da pochi mesi era rimasta vedova. Noi adesso vediamo il servizio di Valentina Visentin dove ha raccolto le voci di chi conosceva veramente Gianluca Benedetti e poi la linea può tornare allo studio. Mi dispiace, ma in questo momento non mi sento proprio fare nessuna dichiarazione di Gianluca. Ha saputo la drammatica notizia dall'ambasciata e non ce la fa dire altro. Troppo dolore per Paola, la mamma di Gianluca Benedetti, il 44enne padovano, morto durante un'immersione alle Maldive. Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca, aveva lasciato il posto fisso in banca alla BCC di Piove di Sacco per inseguire il suo grande sogno in mare. Dal 2017 le Maldive erano diventate la sua casa per 7 anni, con una breve parentesi in Indonesia. Lo si vede sorridente nella foto del sito del tour operator Albatros Top Boat. Qui a Padova, in via Facciolati, vive la mamma rimasta vedova pochi anni fa. I vicini ora sotto shock pensano a lei. Lo vedevo quando tornava, che faceva i giri in bicicletta, conosciuto. Mi spiace per sua madre, tanto. Sgomento e tanto dolore tra chi conosceva Gianluca, come Marco Ilotti, presidente del Centro Sportivo Italiano del Veneto e suo ex allenatore di calcio in gioventù. Chi era Gianluca Benedetti? Un amico, un bambino che ho visto crescere in parrocchia Cristo Re, dapprima come animatore, poi come allenatore e alla fine ho anche avuto la fortuna di essere un compagno di squadra nel Real Padova. Un ragazzo che ha scelto la passione della sua vita, lo sport, il calcio, il mare, la subacquea. Il pensiero va alla mamma Paola, rimasta sola, e il ricordo dell'animo altruista di Gianluca. Un riferimento per tutta la squadra, un ragazzo che non lasciava indietro nessuno, era il primo nel massimo dell'impegno, bravo, intelligente, determinato. Lascia un vuoto profondo. Cosa sia accaduto a 60 metri di profondità nell'atollo maldiviano resta un mistero. All'origine della strage degli italiani potrebbe esserci stato un problema alla miscela di ossigeno delle bombole, oppure il maltempo e il cambiamento delle correnti che potrebbe aver disorientato i sub facendoli restare incastrati. E dunque da Padova adesso ci spostiamo nel Trevigiano, andiamo a Morgano perché si sono verificati degli atti di vandalismo al cimitero di Badoere. Ci colleghiamo in diretta con Marta Marangon. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo, siamo nel cimitero di Badoere dove sono stati messi a segno degli atti vandalici da ignoti che molto probabilmente nella giornata di ieri hanno preso di mira diverse tombe. Come vedete gli operatori della Contarina sono già al lavoro, stanno pulendo e cercando di risistemare. I vandali hanno dato fuoco a diversi vasi, fiori, come vedete appunto sono diverse le tombe danneggiate e oltre a questo c'è anche una croce che è stata divelta, probabilmente presa a calci assieme ad altri vasi da fiori che sono stati appunto rovesciati. Un gesto vandalico che sta davvero indignando la comunità. Tra l'altro stamattina c'era un funerale che si è concluso da poco e moltissimi paesani hanno commentato con indignazione veramente questo gesto che va a violare uno dei luoghi sicuramente più intimi, se vogliamo, delle persone e delle famiglie. Qui con me c'è il sindaco di Morgano, Nicola Lazzaro. Buongiorno sindaco. Un gesto quindi che sta davvero indignando la comunità, quello che si è verificato.
Sì, è proprio la parola giusta, insomma, indignazione, è proprio il sentimento che esprimo e che tutte le persone che stamattina hanno visto quello che è successo hanno espresso. Un atto vandalico va condannato a prescindere, fatto all'interno di questo luogo è proprio una cosa che non si può vedere, cioè proprio fa venire anche rabbia, se mi permette, perché il pensare che un qualcuno venga qui a fare quello che ha fatto vuol dire che è una persona che non ha nessun tipo di rispetto neanche di chi non c'è più, perché lì appunto ci potrebbe essere un parente, un fratello, una sorella, quindi per arrivare a fare questo vuol dire che non c'è veramente, non c'è rispetto per niente. Ecco, questo è secondo me il filo che collega tutto, non c'è rispetto per assolutamente niente e vanno perseguiti e condannati senza nessun tipo di sconto o senza nessun tipo di sconto, insomma. Ecco, abbiamo visto lei insomma ha subito allertato Contarina affinché cerchi di sistemare insomma almeno il più possibile quello che è possibile fare intanto delle sepolture che sono state danneggiate e ha però allertato anche i vigili urbani, la polizia locale, perché in qualche modo insomma bisogna risalire a chi ha compiuto questo gesto. Sì, noi siamo venuti a conoscenza del fatto ieri nel tardo pomeriggio e appunto ringrazio adesso gli operatori di Contarina che stanno facendo un primo intervento insomma per dare una sistemata, per rendere un po' meno indegno, ecco, quello che hanno lasciato. Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo con la polizia locale, con la nostra polizia locale e adesso sicuramente cercheremo insomma di attuare tutte quelle iniziative che possono darci una mano per provare, ecco, a individuare almeno qualcuno di responsabili in maniera da fargli pagare non solo a livello economico insomma quello che è fatto, ma soprattutto per fargli capire cosa hanno fatto, perché questo secondo me è quello che manca, non c'è la consapevolezza di quello che è stato fatto, perché se uno ce l'avesse non lo avrebbe neanche minimamente pensato di fare una cosa del genere. Ecco Filippo, questa è la situazione, dunque dal cimitero di Badoere restituisco la linea allo studio. Grazie Marta Marangon, in collegamento da Morgano con la collaborazione tecnica di Tommaso Migot. E noi dalla provincia di Treviso ci spostiamo a Venezia città, dove invece si vive un altro genere di problema ed è quello dei cosiddetti barchini cafoni. Di cosa si tratta e come i veneziani siano sul piede di guerra ce lo racconta in diretta Ilaria Marchiori, che vedo già con due ospiti. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui a Venezia per parlare di un problema che sta diventando sempre più gravoso, in particolare come hai anticipato proprio per i veneziani ovviamente, ovvero quello di questi barchini molesti, cafoni, definiti quasi barchini maranza proprio perché si appostano con questa musica a tutto volume e impediscono ai residenti di vivere in tranquillità. Allora qui insieme a me ci sono gli avvocati Daniele Vianello e Caterina Dalmassa. Partiamo con lei Caterina perché innanzitutto capire quali sono le zone più colpite e soprattutto che cosa vi chiedono questi residenti che voi, specifichiamo, state seguendo. Certo, grazie, buongiorno a tutti e grazie di questo collegamento. Noi abbiamo raccolto la ribellione di un gruppo di residenti intorno alle zone prospicienti a Rialto, ma non solo, che stanno denunciando un fenomeno che ormai è dilagante e sempre più intenso, non solo nelle zone di Rialto ma anche nelle zone di Cannareggio e nelle zone prospicienti all'Accademia. Abbiamo raccolto infatti l'adesione di altri cittadini già questa mattina che non hanno più intenzione di sopportare questo fenomeno di totale degrado. Nelle ore notturne si assistono infatti a un banchettare lungo i canali di Rialto, i canali di Radio della Misericordia, i canali dell'Accademia, di persone con una musica a tutto volume a cui si accompagnano schiamazzi, atti di vandalismo, abbandono di rifiuti e che impediscono un vivere sereno ma soprattutto anche la pubblica sicurezza. Non dimentichiamo che proprio in queste zone ed in queste occasioni, soprattutto nelle ore serali e notturne, abbiamo assistito a dei fenomeni di violenza fisica, ci sono state persone accoltellate che hanno dovuto subire un ricovero. Fino a dove ci chiediamo il diritto a divertirsi a Venezia deve avere un limite e deve rispettare il diritto al riposo e alla sicurezza del cittadino. Bisogna quindi sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma anche l'amministrazione. Qualcosa deve essere fatto.
Grazie Avvocato Vianello. L'appello va dunque al futuro sindaco di Venezia, visto che tra qualche giorno i veneziani saranno chiamati a scegliere, a votare il loro nuovo sindaco, e in più una nota importante su cui far fronte è quella che riguarda il codice della navigazione, nel senso che ci sono già ovviamente delle regole, noi lo sappiamo, però dovrebbero diventare, a vostro avviso, un po' più stringenti, oppure dare comunque un messaggio che serva da deterrente. Grazie, ma in realtà è proprio questo, le norme non mancano, ci sono ordinanze comunali, ci sono ordinanze della Capitaneria di Porto, c'è il codice penale che prevede il reato di schiamazzi. Il problema è che però queste regole non vengono rispettate, non vengono fatte rispettare nemmeno. Ad un certo punto qui in questa città diventa la terra di nessuno, non vi sono controlli, quando chiudono i ristoranti che magari possono fare da deterrente a questi ragazzi che si intende noi non vogliamo punire nessuno, noi come rappresentanti dei nostri assistiti, non vogliamo punire nessuno. C'è necessità però di farla rispettare questa città, quindi la provocazione che è stata posta in essere per cui il Comune dovrebbe adottare degli ulteriori provvedimenti tesi proprio a reprimere queste condotte attraverso delle multe o financo al sequestro del mezzo dell'imbarcazione è evidentemente una provocazione, perché bisognerebbe semmai procedere con un'opera di sensibilizzazione dei nostri ragazzi che, dato che hanno la fortuna di vivere in questa meravigliosa città, dovrebbero essere i primi a rispettarla. E perché dico che sono i nostri ragazzi? Perché se le barche sono quelle che vanno attraverso i canali devono necessariamente, perché un'ordinanza comunale lo prescrive, devono essere necessariamente residenti a Venezia, e noi vorremmo appunto che prima di tutto vi fosse quest'opera di sensibilizzazione, perché a livello di sicurezza pubblica, perché questo diventa poi un problema anche di ordine pubblico, si è fatto ben poco, questa amministrazione ha fatto veramente poco e se mai dovesse essere riconfermata dovrà necessariamente fare meglio, se invece non dovesse essere questa la nuova amministrazione dovrà impegnarsi perché i cittadini questo chiedono. Vi è necessità di fare rispettare le leggi, vi è necessità che certe zone siano più controllate. Grazie Avvocato Vianello, grazie Avvocato Dal Mas. Avete sentito, il messaggio è chiaro, quindi lo rimandiamo ai candidati e quindi al futuro sindaco, a colui insomma che governerà la città nei prossimi 5 anni. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Francesca Pezzo che ha curato la parte tecnica di questo collegamento in diretta da Venezia. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta, Focus TG. Carabinieri di nuovo nella villetta di Via dei Lotti a Gemona, dove è stato ucciso e fatto a pezzi Alessandro Venieri. I militari sono intervenuti per un supplemento di indagini richiesto dal pubblico ministero. È stata sequestrata l'arma del delitto, un cuscino nascosto nella Fiat Panda della vittima. Nuovi sviluppi sul caso dell'omicidio di Alessandro Venieri, ucciso e fatto a pezzi nella villetta di Via dei Lotti a Gemona, per cui sono indagate la mamma Lorena e la compagna Meli Castro Monsalvo. I carabinieri del reparto operativo di Udine sono tornati nella casa per sequestrare il cuscino che era stato nascosto nella Panda parcheggiata nelle pertinenze dell'abitazione, che potrebbe essere proprio quello con cui le due donne, secondo quanto emerso dall'autopsia e quanto viene contestato dalla procura, hanno soffocato la vittima. Il supplemento di indagine è stato richiesto dal pubblico ministero Giorgio Minillo, titolare del fascicolo, e arriva dopo l'interrogatorio reso spontaneamente da Lorena Venier nel carcere di Trieste la settimana scorsa, dopo la chiusura delle indagini, con la contestazione alle due indagate in concorso del reato di omicidio volontario pluriaggravato e vilipendio di cadavere. Le indagini, che inizialmente ipotizzavano una morte da strangolamento provocata, secondo la confessione di Lorena, da lacci di scarpe strette al collo della vittima e della compagna, hanno poi preso, per quanto riguarda il decesso, un'altra direzione, quando l'autopsia eseguita dal medico legale Francesca Sinopoli ha evidenziato come causa della morte un'asfissia meccanica da soffocamento, mediante imposizione di mezzo morbido, dunque un cuscino, dopo che alla vittima erano stati somministrati un potente sedativo sciolto
dissolto nella limonata e una dose massiccia di insulina iniettata da Lorena Venier. Il PM Giorgio Minillo ha chiuso le indagini notificando gli atti ai difensori delle 2 donne indagate. A breve dovrebbe arrivare anche la richiesta di rinvio a giudizio al GIP. Il supplemento di indagini per il sequestro del cuscino potrebbe allungare i tempi prima dell'avvio del procedimento in tribunale. Lunedì 18 maggio sarà lutto cittadino a Chioggia. È la giornata in cui le salme dei 3 giovani braccianti morti nel tragico incidente all'alba di sabato mattina scorso hanno perso la vita. A dichiararlo il sindaco Mauro Armelao. I 3 erano rimasti intrappolati nel furgone che li stava portando al lavoro, uscito di strada e finito dentro al canale di fronte all'idrovora di Calino. Viaggiavano in 9 in quel minivan partito dal Rodigino, erano tutti di origine marocchina. 6 sono riusciti ad uscire dal mezzo, per 3 di loro non c'è stato nulla da fare. I loro corpi erano stati recuperati dai vigili del fuoco con il nucleo regionale dei sommozzatori. I funerali dei 3 giovani saranno celebrati in Marocco. Denuncia e daspo urbano per un 50enne di Resana. Ci siamo spostati nel trevigiano che ubriaco ha molestato delle ragazze creando non poco scompiglio in un bar di piazza Giorgione a Castelfranco. A bloccarlo gli agenti della polizia locale. Alterato dall'alcol ha cominciato a molestare alcune ragazze sedute al plateatico di un bar in piazza Giorgione a Castelfranco. Erano le 4 di pomeriggio quando l'uomo, un 50enne di Resana, già noto per simili comportamenti, è stato invitato ad allontanarsi da una delle cameriere. Per tutta risposta il 50enne se l'è presa anche con la dipendente, urlando ed assumendo un atteggiamento aggressivo. In difesa della ragazza è intervenuto un altro dipendente del bar, anch'egli aggredito verbalmente e minacciato. Ad accorgersi del trambusto davanti al locale anche una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, con non poca fatica, sono riusciti a riportare il 50enne ad atteggiamenti più consoni, notando però che in tasca nascondeva un oggetto poi rivelatosi un coltello. Con il supporto di una seconda pattuglia l'uomo è stato portato in comando, dove è stato denunciato per porto abusivo di arma ed ubriachezza manifesta. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato un provvedimento di daspo urbano. Ancora attività commerciali nel mirino dei ladri a Montebelluna negli ultimi giorni, colpiti un ristorante e una pizzeria. Ci vorranno 1000 pizze per pagare i danni, dicono i giovani titolari. Adesso mi toccherà fare 1000 pizze per recuperare il danno. Quanti giorni di lavoro sono andati in fumo con questo furto? Circa 4-5 giorni di lavoro, per non parlare delle spese che poi ci dovremo accollare per il fatto della finestra, del sistema di sicurezza e rinforzare un po' tutto quanto. Ecco. Ci sono diverse unità di misura per quantificare un danno e qui alla pizzeria I Domi in via 30 Aprile a Montebelluna si usano ovviamente le pizze dopo il colpo messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sono entrate dalla finestra dei ladri e ci hanno rubato l'incasso. Indicativamente siamo sui 1000-1200, ma dobbiamo ancora quantificare la cifra esatta. Poi cos'altro hanno rubato? Da quello che vediamo in frigo ci manca un affettato. Ladri acrobati, come li possiamo definire? Molto, anche perché l'apertura della finestra è molto piccola, quindi sono stati veramente scaltri a entrare. Poche sere prima, nel weekend, nel mirino dei soliti noti è finita anche la vicina osteria a Cavaine in piazza Negrelli. Simile il modus operandi con i delinquenti che sono entrati dalla finestra del bagno, che nell'irruzione è stato di fatto devastato, anche se i sanitari in pochi giorni sono già stati ripristinati, asportati palmari e anche dei liquori, una scia che preoccupa gli esercenti. Rabbia e disagio, perché comunque entrano nel tuo locale e comunque fa parte un po' di casa tua, perché ci passi molte ore dentro. Devo dire che è stato meglio così, che non ci fosse stato nessuno dentro in pizzeria, per paura che appunto succedesse qualcosa al personale e ai ragazzi. Qui, come altrove, non resta che correre ai ripari. Sicuramente l'antifurto e poi mettere ganci aggiuntivi sulle finestre in maniera che sia molto più difficile scardinarle. Vertice sulla sicurezza tra imprenditori del settore turistico e forze dell'ordine in vista dell'inizio della stagione balneare a Jesolo. Dobbiamo mantenere il livello di sicurezza reale e percepita che abbiamo realizzato, continuando a lavorare in sinergia fra pubblico e privato. Con la stagione turistica alle porte, la sicurezza torna ad essere un tema al centro del dibattito a Jesolo. 27.000 residenti che d'estate possono crescere fino a diverse centinaia di migliaia di persone. In altre parole, nel periodo di massima affluenza turistica, Jesolo diventa la città ampiamente più popolosa del Veneto. E sulla sicurezza era incentrato l'incontro promosso dalla Confcommercio e i rappresentanti
rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. Nel 2025 abbiamo sperimentato in maniera positiva le zone rosse, che sono già iniziate in alcuni periodi di questa prestagione. Il Comune, attraverso la Polizia Locale, ricomincerà con la chiusura dei 6 accessi al mare nella zona di Piazza Mastini con l'inizio della ZTL, quindi dal 23 di maggio. Entrerà in vigore come sempre il divieto di consumo e detenzione di sostanze alcoliche in suolo pubblico. Ci saranno una serie di altre scelte localizzate, come ad esempio l'autoregolamentazione degli orari dell'attività dei chioschi nella zona di Piazza Mastini che ovviamente è il grande attenzionato. La recente tragedia di Crans-Montana ha riportato al centro del dibattito anche il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento, e in questi termini si inquadra il progetto Qui si balla sicuri, una certificazione di qualità destinata a quegli esercizi che supereranno specifici controlli e verifiche. La collaborazione è a 360 gradi, quindi dal personale formato al fatto di avere un filo diretto nel momento in cui dovesse succedere un problema, e tutte quelle pratiche operative che aiutano a lavorare sia noi che le forze dell'ordine. L'altra cosa poi che ci preoccupa un pochino, diciamo, è il discorso un po' dell'abusivismo. E se nel territorio iesolano un po' meno sentito, nell'entroterra invece è molto ma molto più sentito. Tirando le fila dell'incontro, Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, sottolinea l'importanza di una collaborazione a 360 gradi che va dagli imprenditori alle forze dell'ordine, ma ribadisce una richiesta. Una delle cose che noi chiediamo è che l'inizio stagione poter avere qualche rinforzo in più, perché è fin dall'inizio della stagione che si fa capire a chi pensa di vivere la città in maniera non corretta che Jesolo non ti dà la possibilità di far questo. Ecco, dobbiamo cercare di limitarlo in tutte le maniere. La perfezione non l'avremo mai, ma in questi anni la collaborazione ha raggiunto già obiettivi molto, molto importanti. Voltiamo pagina ed andiamo a Vicenza, dove i cantieri e i progetti della TAV sono sui tavoli dei tecnici e dei politici. Mentre ad ovest i lavori vanno a rilento, si discute del rifacimento della stazione e di cosa fare nella zona est. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, di ritorno da un incontro a Roma, annuncia novità. Noi le ascoltiamo allora in diretta, grazie a Mirko Cavallin, che vedo sul posto. Buongiorno Mirko. Buongiorno Filippo, buongiorno al sindaco Giacomo Possamai. Siamo in questo contesto un po' anomalo, perché qui è stata appena inaugurata una targa in memoria degli esuli giuliano-dalmati, più di 100 famiglie che qui avevano trovato una sistemazione nel 1955. Su questo avremo un servizio a parte. TAV, allora, linea ad alta velocità, ad ovest un po' a rilento, si parla della stazione, sull'est ancora non si capisce. Lei è tornato da Roma, con quali novità? Nessuna novità sostanziale, nel senso che ci eravamo visti a luglio dello scorso anno con il ministro Salvini, che sta seguendo direttamente e attentamente il tema. Il ministro, a seguito di quell'incontro, ha chiesto ad RFI un approfondimento sulle varie ipotesi, per capirci, approfondire ad esempio le implicazioni sulla falda della galleria, capire dal punto di vista ferroviario quali sono gli impatti delle varie ipotesi. A seguito di quella analisi verremo riconvocati per fare il punto e per capire qual è la direzione che il Ministero intende intraprendere. Al momento l'analisi, ci è stato detto così, è ancora in corso, quindi siamo in attesa di una risposta. Nei prossimi giorni dovrebbero venire qui a Vicenza i tecnici di RFI e di IRICAV. Sì, l'incontro di martedì però sarà sulla questione della parte ovest, dove i cantieri sono a rilento per aspetti burocratici che riguardano il livello nazionale. Stiamo aspettando anche lì che ci dicano da un lato quali sono le ragioni e dall'altro in che tempi i lavori riprenderanno a dovere. Nei prossimi giorni anche il ministro Salvini ha annunciato la sua presenza. Secondo lei in quale orizzonte temporale l'opera potrebbe essere completa? Quando potrebbe essere completa è veramente complicato, nel senso che la parte ovest da sola richiede 7, 8, 9 anni e sappiamo insomma che i lavori sono appena cominciati. Nella parte est deve ancora essere redatta la progettazione, quindi parliamo di un tempo di 10 anni più o meno, ecco. Allora ci torneremo sicuramente. Voltiamo pagina, sempre grazie al sindaco, per parlare di un'operazione della polizia locale vicino all'ospedale, giusto? Sì, lo avevamo detto negli scorsi mesi, ma lo stiamo dicendo all'inizio mandato: non c'è spazio, non c'è tolleranza per lo spaccio, per chi delinque, quindi
naturalmente il lavoro principale è quello delle forze dell'ordine che ringraziamo sempre, ma anche la polizia locale dà il suo contributo grazie ai NOS e al nucleo che combatte lo spaccio. In particolare in via Bedeschi sono arrivate segnalazioni da parte dei residenti, via Bedeschi è appunto vicino all'ospedale. Grazie a questa azione della polizia locale è stato intercettato un pusher che è stato bloccato, poi è stato accompagnato presso la sua dimora. Lì sono state rinvenute da un lato banconote, dall'altro altra sostanza stupefacente, quindi è stato arrestato. Quindi è stata un'azione importante che arriva grazie alla grande collaborazione tra i residenti e la polizia locale. Grazie, un pronostico per finire su Vicenza-Benevento di stasera? No, ovviamente nel calcio non si fanno mai, si tifa soltanto e quindi siamo pronti a tifare per questa ultima partita della stagione. È la Supercoppa. Allora, grazie al sindaco Giacomo Possamai, Simone Squarcina la parte tecnica, a te Filippo. Grazie a Mirko Cavallina in collegamento in diretta col sindaco Giacomo Possamai. Noi in attesa di sapere come finirà Vicenza-Benevento andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra poco. Nuovamente in diretta con Focus TG, parliamo di autotrasporto perché è stato confermato il blocco dei TIR. Le associazioni regionali aderenti a una TRAS Veneto hanno comunicato infatti l'adesione al fermo nazionale dei servizi di autotrasporto proclamato a livello nazionale dal 25 al 29 maggio. Si tratta di una decisione grave, sofferta ma ormai inevitabile, scrivono in una nota le categorie. Stiamo affrontando una delle crisi più dure degli ultimi decenni e l'assenza di risposte concrete stanno portando al collasso migliaia di imprese che ogni giorno garantiscono il funzionamento dell'economia regionale. Il Veneto rappresenta, si legge sempre nello stesso comunicato, uno dei principali motori produttivi ed esportatori d'Europa. Eppure proprio le imprese che tengono in piedi il sistema logistico e manufatturiero del paese vengono lasciate sole. Il tempo delle promesse e dei rinvii è finito. I prezzi dei carburanti sono sotto osservazione nel Bellunese. La Guardia di Finanza ha infatti intensificato i controlli su distributori e autobotti dopo i rincari legati alle tensioni internazionali. 22 controlli eseguiti in tutta la provincia, circa 100 autobotti fermate, 3 irregolarità accertate tra Sedico, Alleghe e Alpago. Negli ultimi mesi la Guardia di Finanza di Belluno ha rafforzato l'attività di controllo nel settore dei carburanti con verifiche sui distributori stradali e sulla circolazione degli autobotti in tutta la provincia. In 3 casi, a Sedico, Alleghe e Alpago, sono state riscontrate irregolarità legate all'omessa comunicazione dei prezzi praticati alla pompa attraverso il portale ministeriale Osserva Prezzi Carburanti. Elevate sanzioni complessive per 1.200 euro. Controllate circa 100 autobotti in transito sulle strade provinciali. Verificata anche una segnalazione arrivata al numero di pubblica utilità 117 sulla possibile presenza di acqua nelle cisterne di un distributore. Gli accertamenti però hanno dato esito negativo. L'operazione rientra nel piano di vigilanza economica disposto dalle Fiamme Gialle per contrastare fenomeni speculativi e tutelare i consumatori in una fase di forte instabilità dei mercati energetici e continui rincari dei carburanti. I controlli, spiegano dal comando provinciale, proseguiranno anche nei prossimi mesi. La maxi inchiesta sul mercato nero dei dati sensibili, ora migliaia gli spiati in tutta Italia e nel nord-est, nel mirino anche l'imprenditore trevigiano Walter Bertin, fondatore di Labomar e vicepresidente di Confindustria Veneto Est. E poi la domanda che ti fai, perché hanno cercato su di te, cioè la domanda che ti devi fare alla fine non ha nessun senso secondo me che lo facciano, però evidentemente alcune informazioni fanno gola e quindi magari vengono utilizzate in maniera sbagliata. Stupore, amarezza, ma anche inquietudine. Questa è la reazione di Walter Bertin, fondatore di Labomar e vicepresidente di Confindustria Veneto Est, tra gli spiati eccellenti finiti nel mirino di una ramificata organizzazione criminale dedita al mercato nero dei dati sensibili, un vaso di Pandora scoperchiato dalla Procura di Napoli che in Veneto ha messo sotto indagine una società di Verona e i direttori di 2 uffici postali nel Bellunese, ma gli indagati in tutta Italia, tanti dipendenti pubblici, sono almeno 85. Per Bertin bisogna interrogarsi sul loro ruolo e funzioni. È così facile accedere ai dati sensibili? Quello che mi preoccupa e mi stupisce è che questo tipo di ruolo abbia la possibilità di accedere a delle informazioni così
importanti che ovviamente sono tutte ufficiali perché sono legate all'Agenzia delle Entrate piuttosto che a qualcos'altro, ma immagino anche dati sanitari o cose di questo genere, ma che ovviamente non devono essere dati pubblici. Quello che è certo è che sono migliaia le vittime, difficile quantificarle, stimato oltre 1 milione di accessi abusivi alle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema SD. Lo stesso Bertin è in uno degli elenchi dei profili spiati scansionati a campione dagli investigatori. Con lui, tra i tanti, anche Claudio De Nadai, sempre del CDA Labomar, l'ex portiere dell'Inter Alex Cordaz, originario di Cordignano, l'attrice e showgirl veronese Lori Del Santo. Uno può essere indifferente e dire tanto non c'è niente da scoprire, siamo trasparenti, però capire il perché viene fatto, insomma dai, non è una cosa così bella. Anche perché, sottolinea Bertin, qualcuno nel marasma generale sta confondendo indagati e vittime, un cortocircuito che va stroncato sul nascere. L'imprenditore trevigiano trova però il modo di strammatizzare. La cosa bella è che appunto, ripeto, e sono insieme a Lori Del Santo, al portiere dell'Inter, io sono interista, Lori Del Santo è una bella donna, tutto qui. Crisi Electrolux, in attesa del tavolo al Mimit si susseguono le assemblee, le accuse alla politica regionale e nazionale. Il ministro Urso assicura l'impegno per convincere la multinazionale ad un piano senza chiusure e licenziamenti. Da Susegana il leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Fratoianni, attacca il governo. Al lavoro per convincere Electrolux ad un piano senza licenziamenti e chiusure. Così il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in vista del tavolo convocato a Roma per il 25 maggio. Intendiamo muoverci con determinazione e trasparenza, ha detto il ministro, che consulterà anche le regioni interessate per trovare una posizione comune. Veneto e Friuli Venezia Giulia, le due regioni che con gli stabilimenti di Susegana e Porcia vedono il maggior numero di dipendenti della multinazionale, si troveranno con le parti sociali lunedì in vista dell'incontro al Mimit, dove vedremo quali saranno poi le iniziative che potrà intraprendere il Ministero, la Regione, ma soprattutto anche l'impresa per tutelare i lavoratori, perché un taglio così importante, si parla di 1700 persone, è assolutamente inaccettabile. Intanto a Susegana l'assemblea della CGIL ha sottoscritto un ordine del giorno nel quale si sostiene che il sito trevigiano deve rimanere il cuore pulsante del freddo in Europa. Il documento attacca anche la politica veneta, definita figlia di un governo centrale che non ha mai posto vincoli stringenti alla multinazionale svedese, che nel corso degli ultimi 10 anni ha beneficiato di 12 milioni di contributi pubblici, senza calcolare i fondi pubblici per gli ammortizzatori sociali. Ed oggi, davanti ai cancelli dell'Electrolux, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di AVS, ha incontrato i lavoratori. Dove sta il governo? Devono essere loro a venire davanti ai cancelli, devono essere loro a bussare alle porte della proprietà, a pretendere che venga ritirato un piano industriale che è impresentabile, a pretendere, a chiedere conto dei soldi pubblici che sono stati dati alle imprese, perché non se ne può più. E poi devono essere loro ad andare in Europa a sbattere i pugni sul tavolo perché il tema del dumping salariale sia affrontato una volta per tutte. E ora parliamo delle polemiche che hanno seguito una gita di 2 classi di una scuola elementare di Marostica a Trieste. E a scuola avete fatto anche un esercizio mentale? Sì, abbiamo fatto tipo un percorso ad occhi vendati, perché loro scalzi, perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini, e quindi noi le abbiamo fatto da bendati, perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia, perché non potrebbero. Le maestre di una scuola elementare di Marostica hanno fatto un lavaggio del cervello a dei bambini piccoli e li hanno portati a Trieste, in Piazza Libertà, in mezzo ai clandestini, dove tra l'altro l'altro giorno è accaduto un fatto di sangue gravissimo e non era nemmeno la prima volta, dopo aver a scuola appunto fatto il lavaggio del cervello simulando la rotta balcanica, portando dei bambini a camminare scalzi sui sassi, una cosa vergognosa, allucinante. Adesso scrivo al ministro Valditara. Scoppia il caso ad accendere la miccia politica il progetto avviato in 2 classi della primaria di Marostica, dove i ragazzini e le ragazzine sarebbero stati coinvolti nella simulazione della rotta balcanica, percorsa da tanti migranti, per essere poi
accompagnati a Trieste, proprio dove arrivano queste persone spesso in condizioni disperate, e portare loro un pasto accompagnati dai volontari di Linea d'Ombra. L'europarlamentare leghista Anna Cisint parla di scene inaudite davanti agli occhi dei minori, sottolineando la pericolosità della Piazza Libertà, dove sarebbero stati portati bambini e bambine, teatro di numerosi episodi di violenza. Giusto una settimana fa un accoltellamento tra migranti. Per aiutare e dare cibo ai più bisognosi. Noi abbiamo provato, purtroppo invano, a chiedere chiarimenti alla scuola. Sulla vicenda che ha interessato la primaria di Marostica, il dirigente scolastico, il professor Gianluca Garlini, si trincera dietro il più completo silenzio. Così come bocche cucite dai genitori delle classi interessate, incontrati davanti all'elementare della Città degli Scacchi. Solo una mamma, esterna alla vicenda, ci dà un suo parere. Credo che comunque una scuola si adoperi sempre al meglio per gli studenti e per mantenere la sicurezza degli alunni. Questo è soprattutto per i dirigenti scolastici, i professori, i maestri, a qualsiasi livello, importantissimo e fondamentale. Dal suo canto l'amministrazione comunale fa un passo indietro. Il sindaco vuole capire cosa realmente sia accaduto. In questo momento non lasciamo dichiarazioni come comune, attendiamo la scuola che dia le spiegazioni necessarie. Nel corso della giornata l'europarlamentare Cisint, come annunciato, si è attivata per coinvolgere il ministro Valditara. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. E intanto, proprio dal Ministero, è arrivata la nota in cui si comunica che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha avviato le verifiche sulla vicenda al fine di accertare, si legge, le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse. Da Motta di Livenza fino a Piazza San Marco, sfidando la pioggia e le barriere architettoniche. Ieri, nella giornata nazionale delle persone con lesioni spinali, alcuni pazienti dell'ospedale riabilitativo hanno incontrato il presidente della regione Stefani e il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Un video per raccontare al presidente Stefani in una San Marco bagnata e affollata a quello che allora, ospedale riabilitativo ad alta specializzazione di Motta di Livenza, i pazienti fanno quotidianamente. Percorsi in salita resi più semplici grazie alle cure di chi li assiste e li ha accompagnati fino a Venezia. La prima volta in cui hanno potuto imbarcarsi in un vaporetto e raggiungere attraverso percorsi accessibili la piazza simbolo del capoluogo veneto. L'evento organizzato come momento di sensibilizzazione per promuovere i valori della 18ª giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale e che la pioggia non ha fermato. Avremmo potuto stare a casa, invece no, perché la vita è anche questo, è anche imprevisti, è anche capacità di riorganizzarsi e è simbolica nel nostro caso ovviamente quello che dico, di riorganizzarsi per una vita che è un po' un secondo tempo ma non meno ricco di soddisfazioni, di vita piena, di vita in cui il paziente è esso stesso valore per il territorio nel quale viene reinserito. Una mattinata per incontrare il presidente della Regione Veneto e il patriarca che ha dedicato loro una preghiera. Venezia è un simbolo, ma credo che si sposi bene con quello che voi volete testimoniare, perché Venezia è una città bellissima da visitare, complicata da vivere. Voi dite col vostro cammino che tanto è stato fatto perché siete riusciti ad arrivare qui, ma tanto dobbiamo ancora fare, no? Le persone più provate non sono un peso, ma fanno parte della nostra società a pieno titolo. È un messaggio molto chiaro, credo, che ci aiuta a ripensare il bene comune. Sociale significa anche questo, noi abbiamo destinato anche una quota importante del nostro bilancio per questo e credo sia doveroso che la nostra regione faccia questo salto in avanti e lo debba fare anche tenendo conto dell'importanza di investimenti tecnologici, perché la tecnologia può essere al servizio come non mai della riabilitazione. Pensiamo a tutti gli strumenti anche di intelligenza artificiale e di monitoraggio che oggi esistono e su questo voglio fare un grande lavoro. Sono in costante contatto con loro per una serie di eventi che faremo nel corso dei prossimi mesi e anche per rendere omaggio al grande lavoro di tutti coloro che ogni giorno li accompagnano nel percorso di riabilitazione e che permetta a ciascuno di loro ovviamente una migliore qualità della vita.
In chiusura di telegiornale vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e quindi a seguire il telegiornale di Vicenza. Con questo per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.